Benvenuti tifosi del Napoli. Lasciate un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime notizie del Napoli. Forza Napoli sempre! Dopo la partita contro il Napoli, l'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato con la stampa nella sala stampa dello Stadio Diego Armando Maradona dopo la vittoria sul Napoli. Inizia la conferenza stampa. Ha incontrato la sua squadra stasera? Sì, è vero. Volevamo riprenderci da queste ultime partite. Alcune critiche, a mio avviso, sono giuste, ma un po' esagerate considerando come è andata la stagione. Non si può sempre sorprendere e vincere trofei. Partita eccellente, premiata da un buon primo tempo, giocato con qualità e creando occasioni. Siamo contenti perché volevamo aggiungere punti in classifica e speriamo di migliorare ulteriormente. Bernardeschi è stato magnifico nel primo tempo. Quando inizia la partita, l'allenatore è in panchina e sono i giocatori di qualità a vincere e a far risaltare tutto. Bernardeschi è tornato alla forma fisica che conoscevamo, è esploso e siamo contenti. Anche Ro è esploso dopo i primi mesi. È bravo nell'uno contro uno ed è imprevedibile. Può diventare un giocatore importante perché è un giocatore di altissima qualità. Quanto sei soddisfatto dei gol degli esterni e del ritrovato livello di qualità a centrocampo? Eravamo a secco di gol da 4 partite, il che è incredibile, anche sapendo che Orsolini detiene il record europeo di pali colpiti. Non avremmo potuto segnare di nuovo. Oggi abbiamo fatto tutto quello che avevamo pianificato in attacco, e quando questi centrocampisti giocano bene, è possibile vincere le partite. Il Bologna ha un livello da Champions League in trasferta, ma non in casa. Perché? Ci sono stati anni in cui abbiamo ottenuto risultati fantastici in trasferta. L'anno scorso nessuno ci ha portato via punti. La situazione si è ribaltata. Abbiamo perso alcune partite per decisioni arbitrali discutibili, mentre in Europa siamo arrivati agli ottavi di finale e persino alla finale di Supercoppa italiana. Quando si spendono energie, si perdono punti in campionato. È quello che ci è successo. Hai perso un po' di fiducia? Durante il periodo di preparazione avevo già previsto i problemi, perché 72 ore sono davvero poche per recuperare, si è costretti a ruotare. Abbiamo avuto molte difficoltà quest'anno, ora siamo a 52 ore, vediamo se riusciamo a ridurre le 62 ore dell'anno scorso. Qual è stato il segreto per battere il Napoli 2 volte? Quando affronti queste squadre, devi essere pronto a non regalare la partita su un piatto d'argento e a non rimanere chiuso in area di rigore. Devi avere la forza di ripartire in contropiede e limitare al minimo le occasioni da gol. Abbiamo perso in Supercoppa, però, dove loro erano in ottima forma fisica e mentale. In campionato, invece, abbiamo giocato bene, siamo stati solidi e abbiamo vinto entrambe le partite. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Chi è stato il responsabile della sconfitta del Napoli? Voglio sapere cosa ne pensi nei commenti, metti un like al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!